Buonasera ragazzi, quindi diciamo che mi dispiace purtroppo, però la scommessa ragazzi l'ho vinta io, quindi diciamo che alla fine ho avuto ragione ragazzi, quindi cara avvocatella, mi dispiace per te, ma la scommessa l'ho vinta io, quindi ti ringrazierò per la torta che manderai, grazie in anticipo. Quindi diciamo che avevamo fatto diciamo una scommessa che se c'era un terremoto superiore alla sesta, diciamo magnitudo, io avrei vinto. Se invece non ce ne fossero state, avrei perso io e quindi ti avrei mandato il dolce, diciamo, dove abiti tu. Quindi mi dispiace dirtelo, ma la scommessa è persa già oggi 2. Non volevo dirtelo stamattina, però te lo dico adesso, quindi in serata. Quindi, come puoi vedere, ti faccio vedere l'immagine dove vincono e giustamente tu dici dammi la prova. Certo, eccolo qua. L'ultimo in basso, vedi bene. 2019 12:02 stamattina alle 6 e un minuto, scossa di magnitudo 6.1 Island, Stati Uniti. Quindi mi dispiace, ma è andata male, ma io lo sapevo che vincevo, quindi era una scommessa vinta già in partenza, quindi si sapeva che prima o poi la scossa forte ci sarebbe stata. Ma non perché faccio l'indovino, ragazzi, è perché è così, ragazzi. Vedete, queste sono le scosse mo di adesso, quindi potete vedere che c'è stata uno a Macerata, uno a Perugia, un, diciamo, a Palermo, Palermo pure ci sta una scia, diciamo, a Palermo, diciamo, dalle 12 in poi, se potete vedere. Poi c'è stata un'altra scossa sulla costa albanese, poi c'è stata a Benevento un'altra volta di 2.1 e poi quella di 6.1 che mi ha fatto vincere il dolce, diciamo, non la torta, il dolce, va. Quindi mi dispiace, cara avvocatella, però ti toccherà fare il dolce, quindi stavolta non puoi scappare. Quindi ti ho dato dimostrazione che non sono un veggente, ma accadono sempre, è un ciclico, quindi non ci puoi fare nulla. È capitata pure a una profondità, diciamo, di poco, in effetti, 15 km, come puoi vedere, quindi neanche tanto, diciamo, un po' alta, diciamo, quindi anche pericolo tsunami a momenti, penso un poco, però non è successo nulla, quindi è successo in mare, quindi nulla di che, stanno tutti bene fortunatamente, anche se abbiamo scommesso su sta cosa che non dico assurda, ma perché non perché uno vuole il male di qualcun altro, ma perché io lo ripeto, ragazzi, è una cosa che avviene sempre, quindi è ciclica, quindi ogni settimana ce ne sta una. È inutile di, come David Maid che ogni volta mi dice io prevedo i terremoti, no? Ma l'ho fatto pure io e Avvocatella abbiamo fatto una scommessa, abbiamo detto, vuoi vedere che in questa settimana succede un terremoto di magnitudo superiore alla sesta? Difatti 6.1, quindi non è perché Giuseppe ero io sono un veggente, no, è perché è così. E che David Mead fa così, dice farò un terremoto forte, però non dice mai che parte, come ho fatto pure io. Quindi, cara avvocatella, scegli tu il gusto, non fa nulla, ho vinto. Io ho dato l'immagine così giusto per sdrammatizzare un po'. Quindi la scommessa è vinta, ragazzi. Quindi aspettiamo il dolce di avvocatella. Non so se sta in linea, però lo vedrà sicuramente domani o più tardi, non lo so. Quindi scommessa vinta, ragazzi. Quindi non perché sono un veggente, ripeto, perché capita sempre. Quindi le scosse superiori sono tantissime tutti i giorni, quindi David Maid, il famoso indovino che ogni volta dice ha previsti terremoti, allora da domani faccio pure io l'indovino e mi metto a dire ogni settimana un terremoto. No, Tereset, no, non sta nessuno, stanno tutti quanti assenti, no. Purtroppo l'interessata che ha perso la scommessa non ci sta, viene scappata già. Quindi aveva fatto una scommessa che io ho detto che i terremoti sono una cosa normalissima. Ed ha detto no, no, allora facciamo una scommessa. Io ho detto che entro il 10, entro l'Immacolata, succederà un terremoto forte. Quando è successo quello in Albania, diciamo, no?
Poi ho detto, vedi che pure io l'avevo detto, l'abbiamo ripetuto. Stavolta 6.1, in effetti, eccolo qua, gliel'ho fatta vedere, 6.1 Island, Stati Uniti. Quindi non è perché faccio il veggente, ma perché accadono sempre. Quindi, cara avvocatella, hai perso. Quindi vedi che c'ho ragione, non faccio il veggente, ma bensì è una cosa normalissima. Quindi ti faccio vedere 2019 12:02 alle 6 e un minuto stamattina. Io già lo sapevo come avevo perso, però me lo sono conservato per la serata, capì? E vabbè, non ci pensate. Poi ti do l'indirizzo, non ti preoccupare. Vabbè ragazzi, vi saluto. Sì, Reset, lei non ci credeva che è così. Io ho detto è una cosa che capita sempre, capisci? Cara avvocatella, grazie per la torta, non so che gusto la manderai, però guarda in basso l'ultima, scossa di magnitudo 6.1 Island, quindi mi dispiace, ma assaporerò già la torta, non so che gusto la farai, però ho vinto la scommessa, ricordi? Quindi mi dispiace per te. Fortunatamente lì non è successo nulla, non preoccuparti. Io già lo sapevo che avevo vinto, però stamattina non ti ho voluto dire, ho voluto aspettare proprio il finale. Non ricordi? Non ricordi? No, vedi che ti vado a prendere il video, eh. Vedi che ti mando il video dove abbiamo fatto la scommessa io e te. Quindi non ti puoi tirare indietro perché c'è il video. Scherzo, scherzo, non voglio niente. È solo per far vedere che non è che uno fa l'indovino, è solo per vedere è che capita sempre. Non è perché David Maid quando fa quelle cose sue in TV e dice no, ma sto scherzando, no, no. Era solo per far vedere che alla fine non è che uno fa l'indovino come fa quello. David Maid ha previsto il terremoto a New York, ha previsto il terremoto lì, no? Allora che dobbiamo dire? Ciao Jasmine, hai visto? Ha perso oggi avvocatella. Ti ricordi la scossa di terremoto? Vedi 6.1, allora faccio il veggente, Jasmine. Sono veggente pure io come David Maid, quindi anche io ho previsto che c'era una scossa di terremoto. Guarda l'ultima 6.1 Island. Quindi ha perso avvocatella la scommessa, però la torta, il dolce non lo voglio, era giusto per far vedere che è una cosa ciclica che continua, quindi non possiamo prevedere i terremoti. Era giusto per far vedere che quel David Maid, quel famoso, diciamo, visionario. Perciò dico io, no? Siamo tutti David Maid al lavoro. Pure io faccio il vagello da domani. Domani dico fra 8 giorni succederà grande e poi succede davvero. Ma perché capita sempre, io ho fatto caso che ogni settimana ci sta un terremoto di 6, 6 e mezzo, 6, 1, ma ci sta sempre, quindi sapevo già che avrei vinto, quindi... E David Maid fa la stessa cosa, dice ci sarà grande catastrofe fra 20 giorni, in 20 giorni lui sa quanta probabilità c'ha che avvenga un terremoto forte, tu ha voglia. E quindi... Sì, sono statistiche normali, quindi invece la gente dice no, quello è veggente, no, quello... no, no, non è nessun veggente, ragazzi, è una cosa proprio normalissima, quindi come puoi vedere 6.1 stamattina, di prima mattina. Poi vedi c'è stata una Benevento, in effetti, a San Leuccio del Sarno qua vicino, poi c'è stata un'altra, questa è di stamattina poi, quindi è aggiornata fino all'ultimo, 20.06, quindi questo è pure in tempo reale volendo. L'ho fatta mo', l'ho fatta. È stata a Macerata, Perugia, poi c'è stata una serie di scosse qui, diciamo, Palermo, Messina, la costa albanese quella di 4.2, poi 2.1 qui vicino a Benevento e poi c'è stata quella lì che ha fatto sbancare Avocatella. Vabbè, l'importante è vincere, non mi interessa. Non fa nulla, la torta non la voglio, era, beh, come si dice, basta che vincevo. Poi la torta non mi interessa proprio. È per far vedere che tante persone sono convintissime che David Maid è, diciamo, bravo, chi dice che è un veggente, chi dice che lui prevede i terremoti e quando mai. Allora da domani mi metto a fare pure io questo mestiere, faccio il veggente.
David Maid, è facile dire. Incoronata, ha perso la scommessa la tua amica, quindi vedete come dovete fare qua, deve arrivare la torta a Salerno, eh. Quindi la tua amica ha perso la scommessa. Io avevo detto che avveniva un terremoto forte e difatti guarda in basso 6.1 Island. Quindi ho fatto subito la diretta, ma io lo sapevo già da stamattina in realtà. Quindi ho detto aspetto la serata per dirglielo, capì? Quindi mi dispiace cara avvocatella, cioccolata, panna, fragole, che panna, metti che le vuoi. No, sì, ha fatto la scommessa, ha perso, incoronata, mi dispiace. Oggi 2 dicembre, stiamo a dicembre, oggi è 2, avvocate, quindi io avevo tempo fino alla... mo prendi Freccia Rossa oppure Italo, vieni qua e porti la torta. O no, mo prendi Freccia Rossa oppure vieni con l'aereo. Vabbè, come vuoi, fraga, come vuoi. Piglia Freccia Rossa, tanto Freccia Rossa arriva a Salerno proprio. Così si impara a scommettere, ancora no, no? Eh, ma scherzo, cioè, avvocato, figurati, a me era solo per far vedere che tutti quelli che sono convinti che David Maid è un veggente, di dirgli che da domani mi metto a fare pure il veggente, così vediamo quante cavolate diciamo. Vabbè ragazzi, vi saluto, buona serata a tutti, quindi l'importante è vincere, non partecipare. Quindi l'importante è che ho vinto, non mi interessa se la torta non l'avrò o non l'avrò perché non la voglio, ma basta che ho vinto al finale. Quindi mi dispiace signora Incoronata, ma la vostra amica ha perso. Mi dispiace, mi tratti sempre male. Ah, stavolta l'hai cercata tu, avvocato. Stavolta ha voluto scommettere tu, quindi non dare la colpa a me. Io ti ho fatto solo la proposta. Tu hai accettato, hai detto va bene. Quindi diciamo che hai accettato la sfida, hai detto che era impossibile che accadeva, invece ti ho fatto vedere che accade. Tu hai detto no, è impossibile, un'altra scossa forte. Vedi allora che non è un veggente. Quindi allora Salerno 8400, Salerno. Grazie avvocatella, grazie. Ragazzi, ringraziamo tutti Avvocatella per il dolce che ci ha offerto. Quindi non facciamo gli scostumati, ringraziamola e quindi vi auguro buona serata. Ciao a tutti, ciao Incorona, ciao Avvocatella. Bravo, non lo sa neanche scrivere, quindi so che vuole dire, però scrive mezza araba, mezza napoletana, Avvocatella. Mannaggia la capa tua. Vabbè, un saluto a tutti, quindi ti aspetto a Salerno, avvocato, grazie, ciao.